cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo. Volano vale per vincere, nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Festa do fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto, passo bem solto, passo bem solto. Na festa do fim de semana. Per la nostra stagione, un momento delicato anche per noi, un po' tra crisi di risultati e anche diciamo soprattutto sulla classifica non positiva, perché veniamo da 6 KO di fila, siamo quartultimi ma praticamente a pari merito con la terzultima, che in questo momento vorrebbe dire play out. E ovviamente però la nostra squadra non è una squadra da retrocessione, dobbiamo soprattutto ritrovare le forze mentali per cercare per almeno tenere il treno B1 alla nostra portata. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, teatro della 18ª giornata del campionato di Serie B1 Girone C, e vede a confronto la Rotoblast Volano Volley e la e, come detto, siamo in una situazione non positiva perché 6
6KO non li abbiamo mai visti da quando, in tutti i 7 anni di B1 che abbiamo fatto, dalla stagione 18-19, tenere la restare in B1, anche se gli obiettivi forse di quest'anno erano ben più diversi, provare magari a lottare per le posizioni di vertice, che però quest'anno hanno visto 3 padroni indiscussi, ovvero Bancani, Aduna, Asimu Giorgione, che hanno dimostrato di essere un sacco di gradini sopra tutte le altre, e noi invece lottiamo per un traguardo che si pronosticabile. Saluto Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche, che adesso non è qua in postazione. Saluto la mia compagna di viaggio Silvia Briani, la nostra regista, e ovviamente un saluto a tutti voi che seguite ovviamente le nostre dirette dalla che dire, io fra pochissimo mi stacco un attimo perché avrò il compito di presentare l'incontro anche per cercare un po' di dare un po' di carica ai nostri tifosi. Intanto vi invito a continuare a seguire le nostre dirette fino alla 26esima, che si svolgerà a maggio contro l'Arena Volley, e ovviamente a chiamare tutti i vostri amici a seguirci per questo giornate alla fine di questo campionato seppur travagliato, che al momento vede le nostre ragazze messe in questa posizione dopo 3 anni di fila in cui siamo andati ai playoff. Eravamo abituati troppo bene. Allora adesso mi discollego un attimo, tra poco meno di 10 minuti.
sulle ore del 25 novembre, auspica che tale ricorrenza sia ricordata ogni giorno dell'anno e non solo nella data specifica. Il nostro motto è schiacciare la violenza, aiutandoci a condividere il nostro motto per l'Italia. Grazie! Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti nell'arena Biancorossa, da sempre la casa del Volley. Il vostro premio è la 18ª giornata della campionato di Serie B1 Girone C. E viene a confronto la Rosa Svolana Volley e la Cortina Efret di Moco. Altro incontro, il primo arbitro è la Matteo di Vicenza. Il secondo arbitro è la signora Elisa di Padova. Tra poco, lo stato di player. Cortina Efret di Moco, in campo il numero 1 Giorgia Orso, con il numero 2 Zoe Aline Cuba, il numero 8 Giulia Gordon, il numero 9 la capitana Alessia Manda, il numero 11 la Rita Andrea Enescu, il numero 22 Ginevra Givelli, libero numero 6 Alessia Porte, primo allenatore signor Sergio Gregoris, vice allenatore Francesco Cervellato. E adesso chiamato le luci del campo di visione e accogliamo la Rosa Buono in campo il numero 3 e Noela Allonati il numero 4 Anna Martin il numero 6 Martine Pizarro
con un errore anche lei Ginevra Gibelli, quindi 1 pari, doppio errore da parte delle due formazioni che hanno iniziato così il loro match. Il servizio Arianna Tomasetti per la nota per Volano Volley. Out il servizio, niente tocca muro neanche stavolta, 2-1 per Sandona di Piave. Il servizio la capitana Alessia Manda per Moco che serve su Piero Bon, alza Pinarello, attacca Ag Bortadi, 1 punto del punteggio. Siamo su 2 pari al servizio Matilde Pinarello per la formazione di Luca Parlatini. Servizio battuto in questo momento da Pinarello sul libero forte. Manda palleggio, attacca, poi palla in campo. No, doppio tocco, chiamato. Non capisco. Ha fiscato un doppio tocco e non palla out. 3-2 comunque per Sandona. Sulla ricezione di Milenka, Giorgia Orso che firma il 4º punto per Sandona. Giulia Gordon firma il 5 punto per servizio ancora Reisa Andrea Veneto. Out di Enescu, il 3º punto per Volano. Tra le file dei tifosi ospiti abbiamo Renato, uno dei diciamo per l'Italia insieme al suo amico scomparso Paolone, che è scomparso purtroppo 6 anni fa durante la pandemia del Covid-19. Siamo contenti di averlo qui, Renato, uno dei tifosi più rispettati d'Italia. Diamo un saluto a lui che ci starà sicuramente seguendo dal cielo, e lui si parla delle giovanili, quindi magari evita il cappotto. Piero Bon comunque deve concedere una free ball, che comunque la formazione di Gregori frutta con Ginevra Gibelli che firma il punto numero 7. Inizio difficile per la Rotblast, comunque chiamerà il time out ed eccolo qua. Silvia Sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosa di Volano, siamo sul punteggio di 7-3 a favore della Cortina Express di Moco di Sandona di Piave. Nel corso del primo set. Ragazze molto giovani quelle di Moco, però che sono capaci in certe volte di fare delle partite clamorose, alcune volte delle partite strane. Quindi nella speranza di non averla trovata proprio nel giorno della partita perfetta. Intanto comunque arriva un hit con Enescu, no scusate, con Ariembu Bua, scusate. Quindi 8-3 punteggio su lei.
Agbortavi. Manuela Agbortavi 4-9. Salva, prova a Ferrari a pallonetto, adesso attacca Giorgia Orso, scusate, Agbortavi e Trussiello con mani, invasione della Cortina Express con 5-9. Di Emanuela Agbortavi, buono servizio ancora di Agbortavi che costringe Cortina alla free ball, che però Bacchin non riesce a sfruttare per la difesa forte, e pestato la linea di terza dei 3 metri, errore della Cortina Express che va vicino ancora alla rotola. 7-9. Ancora stavolta out. 7-10. Giorgia Orso al servizio per la formazione di Stefano Gregoris, sempre lui al comando della squadra giovanile. Mamma mia, Petrusiello cosa ha dovuto colpire per mandarla dall'altra parte? È invasione di Cortina. L'ha schivata per un pelo Tomasetic. Sì, è una partita con tanti errori, però sempre vantaggio della Cortina Express. Petrusiello che si porta all'oretto, Bon e Pinarello dall'altra. Il kill di Pinarello! Nova 10. Petrusiello, servizio quasi vincente, però prima non sfruttata al meglio questa free ball. Si pensa Ferrari a difendere. Out per Bacchin che 11-9. C'è Monica Costalunga che prende il posto di Anna Bacchin. Giulia Gordon, servizio per Cortina Express in poco. Pinarello alza in base nella zona di Monica Costalunga, difeso da forte, attacco, out sì, attacco e out di Enescu, torna a 1 il distacco della Rotoblas. Monica Costalunga al servizio. Out in tempo di Enescu. 12-10. Enescu. E sono il numero 22, Ginevra Gibelli. Ginevra Gibelli per Mocco.
Ginevra, Ferrari, palla lunga, giocabile per Cortina e chiude il punto. Ancora Enescu. Ginevra, Enescu. 13-10. La formazione di Stefano Gregoris. Battuto il servizio da Cimelli. Petrucciello tornata subito in campo, quindi non si è fatta niente. Mamma mia, ancora Petrucciello. Doppio salvataggio e Camilla Ferrari. Brava Carli. Zampata del capitano in difesa, ma è sempre una zampata. La capitana ha risposto presente. Sotto gli occhi di Jessica De Val, capitana di 1000 battaglie per praticamente da tutti gli anni in B1 fino alla scorsa stagione. Poi l'anno scorso il fisico gli ha detto basta e ha deciso di appendere le ginocchiere al chiodo. L'impegno la Carli ce lo mette sempre, che si è visto in questa situazione. Inizio out la Cortina Espres in poco con Manda, la capitana. 12-14. Visto che viene ricevuto dalla numero 11. Tentativo d'attacco di Orso che non va a buon fine. Attacca Ferrari. Camilla Ferrari. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Polano, 14-13 punteggio a favore della Cortina Espres in Moco nel corso di questa prima frazione di gioco. 13 dopo da 14 in Moco, Sandro di Piave, Matilde Pinarello. Ancora Matilde Pinarello al servizio. Tutto su Alessia Forte. Palleggio di Manda, attacco di si è visto bene di Berimbua. Raisa Enescu al servizio per Cortina Espres in Moco. Ferrari riceve Pinarello di Petrucciello che non va nella metà campo azzurra. Punto numero 16 a favore di Moco. Out. 14-16. Camilla Ferrari, servizio battuto, sfiorare il tetto di un pochino. Va anche bene, è andata anche bene a Giorgia Orso, che l'ha proprio sbeffeggiata di quell'attimo per mandarla sulle mani di Monica Costalunga. 14-17. Ancora Arimbua. I voti di Sandonà, perdonatemi la pronuncia se non è quella corretta. Servizio in rete, scusate, di Zoe. 15-17.
Emanuela El Bortavi al servizio. Out. 18-15. Giorgia Orso al servizio. Costalunga ha ricevuto, Pinarello alza sempre per Costalunga che attacca. Ognuno ci ha provato. Messa forte il free ball su Thomas Eppige. Pinarello, Truziello a pallonetto, però salva ancora Manda. Attacca Enescu e vincente l'attacco di Enescu. Troppo facile questo attacco. 15-19. Servizio battuto da Orso. Va anche bene alla Nastro. Fa il suo corso. 20-15, ace di Giorgia Orso. Prende un buon distacco dentro la formazione di Gregoris che volta su Ferrari, bello, centro Ferrari, attacca, tocca il tetto, palla di Ferrari, quindi siamo 16-20. Carlotta Petruziello, servizio su Forte. Dall'altra parte, ancora giocabile. Orso, ripeto Petruziello, Piero Bon e Costalunga dall'altra parte. Eccola al muro Giulia Gordon, scusate. 21-16. C'è un cambio per Cortina Espress in Moco. Entra Virginia Vian ed esce Giulia Gordon, l'autrice del punto. Gordon Vian. Va proprio Virginia Vian al servizio. A tutto. Palla in rete di Virginia Vian, quindi siamo 17-21. Errori Volano e 9 in Moco. È molto pallosa questa partita e anche qua va a pestare la c'è un cambio per esce Ginevra Gibelli ed è entrata la numero 5 Guia Moiran. Proteste della metacampo biancorossa perché secondo la panchina non ha pestato la linea, però primo arbitro convintissimo, ha fischiato subito il fallo di Monica Costalunga. Tempo di dire una partita molto fallosa. È arrivato il fallo. Vabbè, servizio su Costalunga, lunghetta sta palla, però possibile ancora giocare. Toma 23-17. ormai questo set è già nelle mani di Moco, che ormai sta Ferrari Murata, ancora giocabile. Ferrari attacca, difeso dall'Imoco. Ancora giocabile perché c'è la difesa della Rotoplas, però complicato questo attacco per Ferrari, che però riesce comunque a metterla nella metacampo di Cortina. Ferrari ancora difeso, tocca la rete da Mazzetti. 24-17. Set point per siamo già al set point per Moco.
set point annullato. C'è un cambio, ancora esce Buia Moiran e rientra. Che è entrata? Cambio, allora intanto vi dico il cambio della Rotoblat, entra Maya Gosner che al servizio al posto di Arianna Tomasetic. Provare a migliorare. Servizio. Lo zio del netto questa volta non siamo stati fortunati. E chiude il set. 5-18. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set. Diretta dalla Nena Biancorosa di Volano, un set abbastanza da dimenticare per le nostre ragazze che hanno aperto uno set 25, epilogo punti velocemente, sono 3 per Agbortavi, 1 Pinarello, 1 Petruziello e 3 Ferrari, 8 punti di squadra, 10 su errore di Cortina. Invece i punti della Cortina sono 4 di Orto, 3 Ariembua, 2 Gordon, 5 Enescu, 1 Gibelli, 15 punti di squadra e 10 su errore della Cortina Espress in Moco. Quindi partita molto fallosa perché 10 errori sia per da una parte che dall'altra su 43 punti, quindi vuol dire che 43 punti praticamente quasi la metà sono stati falli praticamente, perché sono 43 punti totali, toglietene 20, sono solo 23 punti su azione di gioco.
imitando quello che sta facendo Silvia Briani, che sta pulendo le lenti degli occhiali. Mi piacerebbe, pulendo le lenti, che di vedere una situazione migliore in questo momento, perché sono troppo abituato a vedere la Rotoblas su un buon piano. E inizia, brava Carli che ha, nonostante fosse vicino al muro, Orianna! Ancora Carli, mamma mia, a livello di impegno Carli ci sta mettendo veramente una pezza in questa partita al momento, perché difende, le cose sono perse, però il muro non chiude, e anche su una ricezione non si concretizza. Infatti stata manda a non toccare la palla, infatti è arrivato questo pareggio. Gibelli al servizio, battuto ace di Gibelli, 2-0, 2-1, scusate. Ferrari, Pinarello, Mortavi, passa l'attacco, punto vincente ancora di Enescu. Al momento MVP dell'incontro, Enescu con i punti fatti, sì, scusate, più che MVP, scusate, top score della partita con 5 punti fatti nel primo set, già adesso siamo a 6. Servizio battuto su Ferrari, Pinarello, attacca Ferrari, però gioca ancora Cortina, che quindi, essendo ragazze molto giovani, se la partita si mette per il verso giusto, le ragazze si impegnano ancora di più. Anche Mortavi, pura vincente. Matilde Pinarello al servizio battuto su Gordon, out vincente di Enescu, ora lei 4-2. Manda capitana il Moco al servizio, subito su Ferrari, Pinarello, attacca Petruzziello, difeso forte, ancora, mamma mia, deve arrivare Petruzziello tutte le volte, mamma mia. Attacco, out, sì, out di arriva lei, no, giocabile, no, buono. Ancora Ferrari, stavolta forte, attacco vincente, Ariembua,
Bello. Monica, Murata, ancora Piero Bon, ancora Monica. Out. Il tocca muro. 4-6. Renesco al servizio. Servizio out. Sì, 5-6. Manuela anche portavi. Muro di Costalunga. Passa l'attacco. Giulia Gordon. 7-6 Sandona. Dov'è Ariembua al servizio. Pinarello. Talunga. Boni. Latte pari. Lotta Petruziello, la capitana al servizio. Senti. Le ragazze di Limogo chiedono l'invasione aerea e l'arbitro ha approvato la richiesta. Ha visto che c'è stata e quindi è chiamato l'invasione. Ferrari riceve. Anche qua Pinarello ha rischiato. Vabbè, ma anche loro hanno una fortuna col nastro. Dirà che noi stiamo sbagliando tanto, ecco. Diciamo anche le cose che stanno. Sto a dire che il Moco vince solo di fortuna, però c'è anche da dire che se nello sport si vince anche con un po' di fortuna, devo dire che la Rotoblast nonostante tutto non è proprio fortunata. Gordon. Troppo giù di morale. Era che cerca di schivarle, però tante sono veramente punite. Tetic in fase di frazione di 4 gol. Time out Luca Parlatini, sponsor. In diretta dall'arena biancorossa di Volano, siamo 10-7 a favore della Cortina Espresso in Moco, che al momento sta conducendo nella seconda frazione. Ferrari il servizio. Luca Costalunga col money out. Ottavo punto per la Rotoblast.
Fatto lunga al servizio. Out di Costa Lunga. 11-10 e 11-8, scusate. Totalmente in blackout anch'io. Giulia Gordon al servizio per la squadra di Stefano Gregori. Il rete in servizio di Giulia Gordon. 9-11. Quasi metà per entrambe le squadre. Un altro errore. 12-9 per Cortinelli Team Bomb. Ginevra di Belli al servizio. Tutto su Ferrari. Lunga. Ripeto Enescu. E attacca Enescu. Stavolta c'è Piero Bonni. Pinarello. Camilla Ferrari. 10-12. Nettissima l'invasione. È proprio aggrappata alla rete. 11-12. Tide Pinarello al servizio. Ferrari subito. Camilla Ferrari. Parità. Zara e Pinarello, scusate. Sono veramente in blackout anch'io ormai la stagione. Enescu out. Scelto Camuro. No, 13-12. Vantaggio Rotblast. Time out sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Bolano. Siamo 13-12 a favore della Rotblast nel corso del secondo set. Primo vantaggio della partita per la cronaca. La Rotblast. Matilde Pinarello al servizio. Ace! Ancora Pinarello al servizio. Tutto. Lunga, portami muratta però. Pietruccello attacca. Carli. 15-12 Rotblast. Ancora Pinarello al servizio. Palleggio di Maina. Attacco vincente ancora di Enescu.
13-15. Retta manda al servizio. Tutto Ferrari. Pinarello. Trossiello Muratta. Ancora giocabile però. Attacca Ferrari. Ariembua. L'attacco di Ferrari. Tutto. Qua l'ha pestata la linea stavolta. Agbortavi. Emanuela Agbortavi. 17-14. Mila Ferrari. Va tutto. Fortuna che ha tenuto il piede fuori dalla linea di campo. Però il punto arriva lo stesso. 17-15. Out di Enescu. 18-15. Manuela Agbortavi. Enescu. Fatto l'attacco di Giorgia Orso. 16. Un cambio entra Guia Moiran ed esce Zoe Ariembua. E va Moiran al servizio. Tutto. Robo. Andava auto questa palla. Camilla. 19-16. Allora rientra Ariembua per Moiran. Stacco. Infrazione di quarto tocco. Addormentata la metà campo dell'Immocco. Time out sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Bolano. 20-16 a favore della Rotoplas nel corso della seconda frazione di gioco. Il servizio Carlotta Petruzziello per le ragazze di Luca Partito. Tutto forte. E passa l'attacco di Gordon. 20-17. Giorgia Orso al servizio. No.
palla. Rete di Giorgia Orsi, 20-18. Lunga, Monica questa lunga, 21-18. Monica Costa Lunga. Ora Monica Costa Lunga al servizio. Ancora Gordon. 1-19. Cambio, esce Giulia Gordon, entra la numero 7 Virginia Bian, va al servizio per la Cortina Express. Il servizio su Costa Lunga, Pinarello, Tomasetti, Emanuele Pietro, Bian, Tomasetti. 22-19 della rotazione. Bello. Ed entra Maya Gosner per Arianna Tomasetti. Attacco facile per Tedesco, 22-20. C'è un cambio anche per il Moco, esce la 22 Gibelli ed entra la numero 3 Matilde Borello che va al servizio per la squadra di Gregoris. Tutto il servizio di la fortuna c'hanno le ragazze di Limoco col Napoli. 22-22. Time out sponsor. In diretta dall'Arena Biancorosso di Golano, 22-21 a favore della Rotoba sull'incontro di questo secondo set. Linda Borrello, autrice dell'Ace, oddio dal net. Tutto stavolta su questa lunga. C'è l'attacco di Camilla Ferrari di 3-21. Il Pinarello al servizio. Out. 3-22 della ricezione. La capitana Lezia Manda al servizio. La squadra di Gregoris. Carli 24-22.
24-22. Set point per la Rotoplas. Ferrari fa tutto anche qua ha rischiato di pestare la linea. Enescu, tacco è con cambio entra Gordon per Vian. 7 per 8. Set point per la Rotoplas. Tutto da Enescu su Piero Inarello. Questa lunga, salva forte, attacca Gordon. Due vantaggi, 4 pari. Niente da fare, ragazzi, è una maledizione questa. Raisa Enescu al servizio. Una palla Ferrari. Attacco Camilla. Cipa 24. Doppio cambio, scusate, rientra Arianna Tomasetic per Maja Gosner. Vai all'attacco 23-24, 1 pari, andiamo con gli sponsor e torniamo per il terzo set.
nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Bolano. Il primo set si è concluso 18-25 per la Cortina Espress Immobile, il secondo a favore della Rotoblas per 26-24. I punti di squadra sono 5 Acquaportavi, 2 Pinarello, 4 Costalunga, 4 Petruzziello, 9 Ferrari, 2 Tomasetic. 26 punti di squadra e 18 su errori della Cortina Espress. I punti della Cortina Espress sono 6 1 Borello, 7 Gordon, 1 Manda, 11 Enescu, 2 Giribelli. I punti di squadra sono stati 32 e 17 su errore della Rotoblas. E la nostra Silvia nella pausa si è presa un po' di una bella birretta per dimenticarsi un set vinto per il rotto della cuffia. Vabbè, tanto che eravamo no? Servizio su Piero Bon, battuta. Adesso torniamo in prima partita. Duro vincente di Ariembua. Quindi siamo 2-0 a favore della Cortina Espress. Murata, Pinarello, Vari, salvato da Gordon. Attacca proprio Gordon. Ora c'è Costalunga sulla traiettoria. Tomasetic, Arianna, Tomasetic, 2-1. Attacco della domanda forte, salva e non va a toccare il tetto e poi chiude l'attacco. La top score è Lenti Amanda all'inizio. Mi trae un po' in inganno a me quella linea. Acquaportavi, Emanuele Acquaportavi, 3-2. Tre pari, scusate. Tenendo servizi più forte. Cattivo murato di Orso. Allora pensa Enescu, ma la palla è 4-3. Duello tra centrali, che non lo vince nessuno dei due. Robon, Vari, manda all'ometto, arriva a 4 pari, punto di Raiza Enescu. Andrea, top score ma MVP anche al momento. No, lo so, devo dire al momento però. Tentato da Petruzziello,
giocabile Gordon. Salvato Costa, Luca. Ferrari in football. Attacca Gordon, out. È out. All out, 5-4. Orso. Anche portabili. Pinarello. Mamma mia che scordinamenti stasera, ragazzi, scusate. Per pochissimo. Tanto peccato. 5 pari. Bua. Inizio. 5 pari. Portavi Manuela, ecco Portavi. Nella servizio numero 3, Emanuela Portavi. Manda Giorgio, punto vincente, 6 pari. Perché il punto è un ace. Carlo, 7 pari. Dentro 8-7. 8-7 allora. Ancora Carli alla lunga zona Settig. Pinarello. Murata. 8 pari. Giulia Gordon. E infatti 8 secondi. Però mancherebbe altro, 8 secondi passati. Non di questo avviso Gregoris, perché lei dice quindi punto per la Rotoblast, infrazione degli 8 secondi iniziata. C'è da dire che Gordon ha provato ha fischiato, però lei ha fatto un passettino e poi si è fermata. Quindi contestava Gregori questa roba, perché lei è partita ma poi si è fermata, ha chiesto di ricominciare, si è riposizionata, ma tempo di iniziare a rialzare la palla e l'arbitro aveva già fischiato l'infrazione. 9 pari. Ginevra Givelli al servizio per Di Mocco.
Simoco. Riceve Ferrari il servizio. Passetti difeso. Gordon attacca, difeso Piero Bon. Ferrari attacca, Camilla Ferrari. 10-9. Arianna Tomasetti gioca il servizio. Tutto Gordon. Ferrari attacca, girata Ferrari. Non si è capito niente in questa azione, scusate. Pallonetto. Oh! Invasione! Invasione! È invasione! Il piede è andata oltre. Vabbè. 10 pari comunque. Non c'è proteste da parte della Formosa, però se mette in piede oltre invasione, no? Magari ho sbagliato io e mi sono inventato una regola, Truziello 11-10. Matilde Pinarello al servizio. E noi ringraziamo. Beh, forse andava nettamente out, però noi ringraziamo. Ancora Pinarello. Che battuto. Questa lunga. Invasione. Questa era palese, questa. Arembua. Sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Bianco Rosso di Volano. 13-10 punteggio a favore della Rotula nel corso di questo terzo set. Costa lunga, nessuna pezza sulla difesa di Piero Bon. L'attacco è Enescu. Servizio di Enescu. La Petruccello forse andava out. Oh mamma mia. Anche la formazione di Gregori si complica la vita. Emanuela Agbortabi. Camilla Ferrari al servizio. Manda. Gordon attacca, difeso da Costa Lunga. Ferrari! Camilla Ferrari! 15-11 Camilla Ferrari.
Ancora Ferrari al servizio. Serve. E il cambio esce Enescu per Vian. Ancora Camilla al servizio. Tutto su Vian. Gordon passa, attacco di Gordon. 12-16. Carli 17-12. Rihanna Thomas Emanuela Borsavi, scusate. Gordon, attacco sbagliato, 18-12. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Bianco-Rossa di Volano, 18-12 a favore della Rotoblast nel corso di questa terza frazione di gioco. È uscita Gordon intanto, è entrata la numero 3 Borello per la Cortina Express in Moco. Emanuela Agbortavi al servizio. Su forte. Attacco vincente. 18-13. Dal servizio numero 1 di Moco, Sandro Alviare. Giorgia Orsa al servizio. Murata, Bruziello, portare al quarto tocco, non avvisato dall'arbitro. Otto attacco. 14-18. Time out Luca, sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Bianco-Rossa di Volano, 18-14 a favore della Rotoblast, ancora nel corso del terzo set. Orso al servizio per la Cortina, battuto in questo momento su Costa Lunga. Pinarello, Costa Lunga, subito Thomas Ettige dall'altra parte che però non va a buon fine il suo attacco. Murata ancora, ma niente da fare. Il gol, Thomas Ettige, Pinarello.
Petruzzello non ha potuto attaccare come voleva. Brava Piera. Morello. Lunga. Col tocca a muro. No, non l'ha toccata. No, non l'ha toccata. 19-14. Attenzione. 19-14, c'è il richiamo col cartellino adesso. Lo richiamo col cartellino. Allora, 19-14, c'è anche qua anche questa partita c'è il arbitro che avrà un po' di appunti da prendersi in questa partita. Infrazione, rotazione, 20-14. Quindi punto numero 20 per la Rotoblast. Allora. Ho fatto sprint. A 14, ovviamente Gregoris non ha più time out, quindi può fermare la... non ci possono perdere pause. Muro che non va a buon fine. Dobbiamo sfruttare sto momento. Infrazione del quarto tocco. Stavo giusto per dirvi, dobbiamo sfruttare questo momento. C'è un cambio, rientra Enescu ed esce Dian. Giorgia Orso al servizio. Felice su Costalunga. Pinarello subito, però free ball concessa ancora alla Rotoblast. Costalunga. Buonino Costalunga. Lunga al servizio. Più forte. Punto vincente di Enescu. 22-16. Allora il cambio è Ginevra Gibelli che lascia il posto alla numero 5 Guia Moiran che va al servizio. Piero Bonni, Morello attacca Ferrari, la Ferrari, esce Moiran e entra Gibelli. Arianna servizio mentre rientra numero 9 al centro dell'attacco Rotoblast. A 16 Arianna Tomasetti al servizio. Passa l'attacco di Enescu. 23-17.
Allora 23-17. Vedi Amanda. Ferrari. Giocabile ancora Rotoblas con la free ball. Ferrari attacca, ci ha provato l'attacco ma non è andato a buon fine. Orso. Emanuela Agbortabi e muro vincente. Set point per la Rotoblas. Entra Matilde Zara per Matilde Pinarello. No, non sta a dire che Matilde Zara. 25-17 Ace di Zara. Sponsor e torniamo per il quarto set. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Primo set finito 18-25 per la Cortina del Monco, 26-24 il secondo per la Rotoblas e il terzo 25-17 sempre per le ragazze di Luca Parlatini. 2-1 il punteggio al momento dopo 3 set di gioco. I punti di squadra sono Rotoblas 9 Agbortavi, 3 Pinarello, 6 Costalunga, 10 Petruziello, 1 Zara, 13 Ferrari, 3 Tomasetti. 45 punti di squadra e ben 24 sull'onore dell'Imoco. Punti Moco
9 Orso, 5 Riebua, 2 Borello, 9 Gordon, 1 Manda, 18 Enescu che al momento top score, 4 Gibelli, 4 Gibelli, sì, 48 punti di squadra e 18 sul errore della Rotoblas. Punto della Rotoblas. Gibelli ha preso una bella botta in faccia, però sembra star bene perché non ha neanche reagito. Però si sono scusate le ragazze. Luca Palladini. 1 pari. Punto. Pari, punteggio al servizio Gibelli. Lari riceve Pinarello, Petruziello, Muratta, portata della Cortina Espress. La Rodoblat di sicuro alla fine di questa giornata muoverà un po' la classifica perché un punto sicuro se lo porta a casa, però oggi assolutamente portarli a casa tutti e tre perché la nostra classifica ha veramente bisogno di muoversi. 3-1. Ancora Gibelli. Camillo Ferrari 3-2. Dicevo che ovviamente la Rotoblas oggi questi 3 punti servono davvero come il pane. Pinarello al servizio, arriva Leite. Servizio ancora Pinarello, poco fa autrice dell'Ace. Battuto. Un altro Ace! 4-3 Rotoblas. Forte. Enescu, sempre lei. Sempre Enescu. 4 pari. Adesso manda il capitano di Rinocco a servizio. Adesso manda al servizio. Piero Bon, Pinarello, Ferrari, difeso da Manda, da Orsi, scusate, e ha fatto l'attacco di Orso. 5-4 per Limoco. Enescu, Pinarello, portavi Murata da Riebua. Time out sponsor.
Nuovo in diretta dall'arena bianco-rossa di Bolano, 6-4 a favore della Cortina Espress in Mocco, corso del quarto set. Alessia manda al servizio. Pensato la linea, Alessia manda. Fallo al servizio. 5-6. 5-6. Infatti un po' che stacca. Dove è di 2 è di 2 5-6. Stacco curato, 8-5. Però ancora giocabile per la Cortina Espress, che chiude l'attacco con Gordon. 9-5. Manuela Agbortabi. Cortina Gordon porta la Cortina Espress sul 10-6. Dove Riembua servizio. Costa Lunga al servizio, accompagnato di Costa Lunga, 11-6, pronto a entrare Bacchin. Out. 7-11. Carlotta Petruziello, la capitana, al servizio. Out. 12-7. 12-7, Sandra. Donna Orso al servizio. Battuto su Pinarello e invasione contro la Cortina Espress. 8-12.
Servito Bacchin. Forte. Attacca. Sbagliatissimo l'attacco di Enescu. 9-12. Abbiamo 9. La Bacchin battuto su forte. Forte un po' lunga. 19. Servito di Gordon su Piero Bon. Pinarello attacca Ferrari. Camilla Ferrari. Vai out vincente. 10-13. Rihanna Tomasetti, forse Ronz che forse ha chiesto forse una possibile rotazione. Attacca Enescu. 14-10. Pinarello. Camilla. Quarta. Per poco. Ancora Ferrari. Ancora Camilla. 11-14. Matilde Pinarello al servizio. Quasi ace. Di ball. Petruziello su Ferrari. Camilla Ferrari. 12-14. Time out sponsor. In diretta dall'arena bianco-rossa di Volano, 14-12 per Cortina Express in Moco nel corso della quarta frazione di gioco. Matilde Pinarello al servizio per l'Ortodas Volley. Matilde Pinarello al servizio. Bravo! Anna Bacchin. Poi ha provato Ferrari, giocabile. Ancora Ferrari, Bacchin. Passa in mezzo all'attacco. 15-12. Ferrari, Pinarello, Cristiano Durata. (16 a 12).
Sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 16-12 a favore della Cortina del quarto set. Altro fallo. Si è fatto detto subito. 13-16. Villa Ferrari il servizio. Tutto. Marco è out. 14-16. Ancora Camilla Ferrari. Agbortabi. Ancora! Sto dicendo Camilla Ferrari, servizio battuto. Pari. Più forte. Manda. Ancora Ferrari al servizio. 17-16. Bonetto, Piero Boni. Tira. Carli! 18-16, time out. In diretta dall'Arena Biancorossa della Rotoblad nel corso della quarta frazione di gioco. Ferrari servizio più forte, manda. Passa l'attacco. Crespo. Ferrari di Enescu. Ferrari, il net gli ha bloccato il colpo, ne approfitta Giorgio.
difende Zara per Emanuela Portabi, che va proprio lei al servizio. Per un pelo. Difende Zara. Tomasetti. Alza Facchini, scusate. 20-18. Ancora Zara, 20-18. Escenescu per Vian. Brava comunque. Entra Emanuela Portabi. De Borello, battuto giocabile per Cortina. Ferrari, occasione, occasione di Tomasetti. 20-21. Da fermo impossibile per uno pari. Out. Vale in campo. Nuovo vantaggio per Sandonà. Rientra Rembua per Borello. 22 pari. Carlotta Vetroziello. Forte manda out di 3-22.
ancora Carli al servizio. Tutto. Il ancora Petruziello, muro di Tomasetti, match ball Rotblat con Carli, la capitana, la palla è out, 23-24. Vince con i pali di 25-23, Rotblat dopo 6 sconfitte di fila torna alla vittoria 3-1. Sconfitte le ragazze terribili del volleyball Piave. Ricapitolando, 18-25 il primo, 26-24 il secondo, 25-17 il terzo. E l'ultimo, 25-23, 3-1 Rotblat che vince il match e torna a vincere dopo 6 sconfitte di fila. E torniamo finalmente a gioire. L'appuntamento è sabato prossimo 14 febbraio alle 17 a Maclodi in provincia di Brescia contro la Promo Ball Sanitart. Grazie Andrea Zeni, grazie Silvia Briani, forse ce la faccio, troppo emozionato anch'io. A tutti voi l'augurio di una serena notte.